È stato intrapreso un percorso volto alla riduzione dei costi dell'apparato amministrativo di enti e società strumentali, che è sfociato col progetto di legge 192, quello dell'eliminazione dei consigli di amministrazione delle ATER. In parallelo, con la razionalizzazione degli enti regionali, si ritiene necessario avviare un percorso dedicato alle società regionali. Su proposta della Giunta regionale, nel luglio del 2011, il Consiglio ha approvato la deliberazione di enti e società e da 2 anni comunque non risulta che vi sia stata una reale attuazione di questo progetto. Quindi partendo dalla delibera di Giunta 138 fatta propria dal Consiglio, si può fare una prima proposta di riduzione delle società partecipate. Si prevede la soppressione delle società Ferrovie Venete, Immobiliare Marco Polo, Rocca di Monselice, Società Veneziana Edilizia Canal Grande e Terme di Requaro. Si prevede inoltre di gestire direttamente tramite gli uffici regionali e se necessario di affidare a libera concorrenza e mercato le attività svolte da questi soggetti. Si ritiene in questo modo di poter conseguire un significativo risparmio per le casse regionali. Il presente progetto di legge vuole dare concretamente avvio a una radicale revisione dei criteri che devono ispirare la gestione del patrimonio immobiliare regionale. I beni devono fruttare e, qualora la Regione non è in grado di raggiungere questo obiettivo, lasci appunto queste iniziative al mercato la possibilità di farlo.